sì, 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 da quelle parti, certo. Ok, sì, sì, no, benissimo. Perfetto. Buonasera. Il professor Raffaele Mellace, accademico, che è professore ordinario di musicologia e storia della musica presso l'Università di Genova e fino all'anno scorso è stato anche preside della Scuola di Scienze Umanistiche, che ricopre cariche prestigiose, è infatti consulente scientifico del Teatro alla Scala, è presidente della Società Bacchiana Italiana, condirettore della rivista Il Saggiatore Musicale, e ci si ferma qui, ma l'elenco potrebbe essere davvero molto lungo. Sappiamo anche che proprio per i suoi studi su Bach e su Hasse è stato insignito del Carlo Maria Martini International Award e dello Johann Adolf Hasse Prize. Sono quindi premi e riconoscimenti davvero di alto livello. Citando soltanto tra i suoi ultimi contributi ricordo la monografia Con moltissima passione, ritratto di Giuseppe Verdi del 2013, che è stato pubblicato addirittura in 3 diverse edizioni, e il racconto della musica europea del 2017. Il titolo della conferenza del professor Mellace è, come voi vedete scritto, Una favola boschereccia al lume delle stelle, Falstaff, l'ultima imprevedibile avventura verdiana. Credo che anche soltanto il titolo suggerisca l'interesse di ciò che il professore ci racconterà. Grazie. Sono io a ringraziare, ringrazio voi della vostra presenza. Questo è uno di quei temi non ignoti, no? Per usare insomma una formula, e sono quegli argomenti che tutti conosciamo, chi non ha frequentato il Falstaff in qualche modo nella sua vita. Quindi la sfida un po' per chi ne parla è quella di trovare qualcosa di interessante da dire, trovare un taglio che possa in qualche modo suscitare interesse e far uscire da qui con qualche spunto in più, anche perché, come credo sappiate, fra qualche settimana Falstaff va in scena al Teatro Carlo Felice, e quindi sarebbe, come dire, una bella idea quella di ripassarlo dal vivo, visto che ne abbiamo questa bella occasione. E allora a questo scopo ho scelto 6 parole che potranno, credo, guidarci ad attraversare il Falstaff di Verdi. Le 6 parole le vedete lì elencate, e sostanzialmente la chiacchierata che vi proporrò nei prossimi minuti sarà quella di aggrapparmi a ciascuna di queste 6 parole e vedere se ne riesco a trarre qualcosa che possa appunto illuminare un po' di più un oggetto molto noto, un oggetto splendido che come dire, merita tutta la nostra attenzione sempre, perché, come è noto per tutti i capolavori, non hanno mai esaurito il loro messaggio, anzi vi si scopre sempre qualcosa di nuovo. E cominciamo dalla prima parola. La prima parola è geometria. Falstaff è un'opera geometrica, a partire dalla sua costruzione. Falstaff, come forse saprete, è diviso in 6 quadri. Sono 3 atti, ciascun atto 2 quadri, grande simmetria. Quadri ben distinti, situazioni ben distinte, ciascuna delle quali, come dire, riveste ha un compito, ciascuna delle quali ha una funzione, che adesso non starò a dettagliare, altrimenti passiamo 3 ore insieme. Ecco, c'è comunque una scansione molto logica del discorso drammatico. E questa scansione logica e questa geometria, questa simmetria anche, balzò all'occhio allo stesso Verdi mentre stava mentre stava
provando l'opera. Pensate che Verdi a un certo punto si accorse, durante le prove per la prima rappresentazione, che il primo quadro durava 14 minuti e il secondo quadro durava 14 minuti e mezzo. E allora scrisse subito al suo editore a ricordi, tutto contento di questa scoperta, a cui non aveva minimamente pensato, naturalmente non l'aveva fatto apposta, ma questa circostanza gli fece molto piacere, gli diede la sensazione di qualcosa di fatto bene, ad opera d'arte, a regola d'arte, insomma, una grande simmetria. E c'è una costruzione architettonica nel Falstaff molto precisa. Per esempio nel secondo quadro c'è una sorta di struttura, direi quasi a rondò, anche se il termine musicale non è così appropriato, ma insomma una struttura in cui si alternano il gruppo maschile, il gruppo degli uomini, il gruppo delle donne e la coppia dei due giovani innamorati. Si alternano proprio, come dire, in una sorta di combinazione molto studiata. E tutto questo dà una percezione di grande sicurezza e di grande bellezza al Falstaff, che è insomma in qualche modo una sorta di gioiello che brilla di una sua simmetria. Il Falstaff è molto diverso da altre opere verdiane, che sono invece opere alluvionali. Pensiamo alla Forza del Destino, in cui c'è la guerra, e c'è la carestia, e si spostano, e arrivano i frati, succede ogni volta qualcosa in più, no? È un'opera che funziona per aggiunta. Ecco, Falstaff no. Falstaff è un'opera che ha una sua misura conclusa e non potrebbe avere un quadro in più. Una seconda parola che mi sembra possa illuminare il Falstaff è la parola novità, e questa parola novità la vorrei, come dire, preparare, introdurre con questa immagine molto, molto bella, deliziosa. Non so se vi è mai capitata di vederla. Questa è una caricatura uscita sulla rivista Il Pasquino proprio all'epoca della prima del Falstaff, in cui si vede Verdi, come capite, attorniato da tutti i suoi protagonisti delle sue opere, che, come dire, annuncia, che presenta al popolo, al pubblico, il nuovo arrivato, il nuovo nato, che è un po' in età, diciamo, per essere un neonato, e che è appunto Falstaff. E perché la categoria della novità è sicuramente una categoria essenziale del Falstaff? Allora, innanzitutto perché il Falstaff va in scena per la prima volta il 9 febbraio 1893, cioè nell'anno in cui, 8 mesi dopo, Verdi avrebbe compiuto 80 anni. Allora, un debutto di un'opera di un autore così anziano è qualcosa di straordinario, non di nuovo. È una condizione praticamente unica nella storia della musica. Io credo, bisognerebbe fare delle verifiche più, come dire, puntuali, però io credo che la carriera operistica di Verdi sia stata la carriera più longeva, più lunga dell'intera storia dell'opera. È una carriera che è durata sostanzialmente 54 anni, perché è iniziata nel 39 ed è finita nel 93, invertendo i numeri con una simmetria, diciamo, non voluta neanche questa. Sono pochissimi i compositori nella storia che hanno raggiunto i 50 anni di carriera, innanzitutto perché bisogna arrivare a una certa età, e già soprattutto nel passato non era così scontato, ma poi perché tanti motivi ponevano dei limiti oggettivi a una carriera operistica. Pensate, il caso evidentemente più eclatante è quello di Rossini, la cui carriera non arrivò neanche a 20 anni, perché Rossini smise a 37 anni a scrivere opere. Poi campò ancora 40 anni, però smise. Ora, Verdi arrivò così a lungo. Io conosco solo 2 casi di autori arrivati ai 50 anni, e sono uno nel 7 e uno nel 900. Quello del 700 è un autore con cui convivo da sempre, Johann Adolf Hasse, che compose la sua prima opera quando era ancora cantante nel 1721 e l'ultima nel 71, giusto 50 anni dopo, e concluse con quell'opera, Ruggero, anche la carriera del suo amico gemello e sodale Metastasio. Nel Novecento cito un autore che poi troveremo ancora, che è Richard Strauss, il quale compose la sua prima opera nei primi anni 90 del 800 ancora, e concluse l'ultima concluse l'ultima nel 1944. Questo in circostanze molto drammatiche,
perché Strauss stava provando la sua ultima opera di Liebe der Danae, l'amore di Danae, che stava per andare in scena a Salisburgo quando, estate del 1944, naturalmente la Germania e Austria stavano collassando e quindi non si arrivò alla prima, ci si fermò alla prova generale. Quindi questa novità di un autore che compone ancora a quell'età, e questa novità si associa a un'altra novità, forse ancora più sconvolgente per chi conosce Verdi, cioè il fatto che Verdi chiuda con un'opera comica. Verdi è la sua prima, diciamo, opera comica in senso moderno, ne aveva scritto un'altra da molto giovane, la sua seconda opera, Un giorno di regno, che era andata anche male, benché sia un'opera decisamente notevole. Ebbene, Verdi poi per tutta la carriera si era dedicato al melodramma, cioè alla tragedia. Ma l'idea dell'opera comica l'aveva comunque sempre lasciato un po' in background, sullo sfondo. Qualche anno prima del Falstaff uscì una polemica sulla Gazzetta Musicale di Milano, che era l'organo di Casa Ricordi, in cui si sosteneva che Verdi tutto sommato non fosse tagliato per il comico e che quindi una sua eventuale opera comica sarebbe stato un fallimento, eccetera. Allora Verdi si arrabbiò moltissimo e scrisse subito una lettera a Ricordi dicendogli che va bene, poteva essere così, e comunque nel caso avesse mai immaginato di fare un'opera comica sarebbe andato a rovinare un altro editore. Ecco, non si sarebbe scomodato di darla a loro, l'avrebbe data a qualcun altro. Dunque il comico come grande novità nel catalogo di Verdi. Poi c'è una terza novità, che è la scrittura musicale del Falstaff, ma questa è una cosa estremamente importante di cui parlerò un po' più diffusamente più avanti. E queste novità che cosa fanno in realtà? Ci sorprendono, ma ci sorprendono fino a un certo punto, nel senso ci sorprendono ci sorprenderebbero se non conoscessimo Verdi. In realtà Verdi è un autore costitutivamente progressista, cioè è un autore che ama la novità prima di tutto. È un autore che ci tiene tremendamente a scrivere un'opera, a dedicarsi a un progetto che sia molto diverso dal progetto precedente. Prendete le opere centrali, Verdi ha scritto il Rigoletto, bene, subito dopo si mette a lavorare al Trovatore, che non c'entra niente col Rigoletto da tutti i punti di vista. Sta ancora lavorando al Trovatore, sta già lavorando alla Traviata, che è un altro sbandamento completo rispetto al Trovatore. Sempre il nuovo. Noi abbiamo una lettera, ancora di un Verdi relativamente giovane, in cui scrive a un suo librettista e gli dice: guarda, quando senti dire così hanno fatto i grandi, Romani, Cammarano, eccetera, allora anche noi dobbiamo far così, ecco, non ci siamo. Scriveva Verdi, proprio perché quei grandi hanno fatto così, noi dobbiamo fare in altro modo, in modo diverso. Ecco, questa urgenza della novità, che per Verdi è anche un modo di, come dire, avvincere l'attenzione del pubblico, è un qualcosa di profondamente costitutivo in lui. E non è solo, perché io ho presente due altri casi di suoi coetanei, di grandi compositori della sua generazione, vissuti tanto come lui, che avevano questo tarlo, diciamo, della novità a tutti i costi. Due grandi nomi, che sono Franz Liszt e Richard Wagner. Se voi prendete dei lavori giovanili di questi tre autori, di Liszt, di Verdi e di Wagner, li confrontate con dei lavori della maturità e con dei lavori della fine della loro esistenza, sembra di trovarvi ogni volta davanti a tre autori diversi. Non hanno quasi niente in comune. Un pezzo di Liszt degli anni 30 e uno degli ultimi, al pianoforte intendo gli anni 70-80. E naturalmente se prendete un'opera giovanile di Wagner, il Parsifal, idem, e idem con Verdi, e qua ne abbiamo una prova ancora una volta da Verdi. 1889, cadono i 50 anni dell'Oberto, dell'opera inaugurale di Verdi. E allora all'editore Ricordi viene in mente una cosa, come dire, encomiabile, che verrebbe in mente a qualunque sovrintendente o direttore artistico oggi. La rimettiamo su, rimettiamo in scena l'opera di Verdi, l'opera inaugurale,
una festa per il maestro. Verdi non se la ricordava tanto, se la fa mandare, si fa mandare la partitura che aveva ricordi ovviamente, la guarda, la chiude, gliela rimanda e gli dice no guarda lasciamo perdere, ecco. Perché lasciamo perdere? Perché quelle cose che lui aveva scritto 50 anni prima non c'entravano più niente con lui, erano un'altra cosa, una cosa storica, in un periodo in cui le cose storiche comunque non andavano. E quindi capite bene come siamo davanti a un autore che non è che perché ha quasi 80 anni, come dire, è conservatore, anzi, è un autore che nella sua vita è andato continuamente evolvendo, continuamente cercando la novità. E Falstaff è una novità. E io ho sentito dire il mese scorso a Piero Mioli, che è uno studioso, che ha scritto molto anche su Verdi, questo, che è un concetto che mi pare anche sensato, cioè che in fondo Verdi nel Falstaff è come se avesse dato fondo a tutte le sue risorse, a tutte le sue potenzialità, avesse detto tutto quello che voleva dire ormai, perché tanto lo sapeva che sarebbe stata l'ultima opera, non poteva illudersi di mettere nessun'altra, anzi vedremo che a lungo pensò di non potercela fare, no? E quindi è come se nel Falstaff avesse usato tutto quello che poteva usare. Tanto ormai lui osava quasi dall'inizio, diciamo così, della carriera, a questo punto proprio non c'era nessun limite. Terza parola per illuminare il Falstaff è la parola lettera. Noi abbiamo già citato diverse lettere di Verdi, il suo librettista, ricordi. Adesso ci sono altre lettere che però hanno molta pertinenza rispetto al Falstaff. Il concetto di lettera, che oggi noi purtroppo abbiamo quasi perduto, no? Il concetto di lettera è vitale per il Falstaff, è vitale per l'opera in sé, è vitale per spiegarla. Allora, innanzitutto diciamo questo, che la vicenda del Falstaff, il meccanismo proprio drammatico, si basa su due lettere. Cioè si basa, e la fonte Shakespeare, la fonte soprattutto le Allegre Comari di Windsor, si basa su questo tentativo maldestro di seduzione, di corteggiamento da parte di Falstaff, che scrive a due signore appunto di Windsor, della cittadina del villaggio di Windsor, scrive due lettere per proporsi, e queste due lettere sono identiche. Cioè le scrive a mano certamente, ma le copia pari pari, tranne l'intestazione, tranne il nome della destinataria. E questo discorso delle lettere voi vedrete, se insomma l'andrete a vedere oppure anche in video, che proprio nella prima scena Falstaff è intento a scrivere queste lettere che poi consegnerà, e anche la consegna di queste lettere ai suoi servi che rifiutano di fare, come dire, da intermediari amorosi, è un episodio molto importante. Questa è un'idea originale, questa di Shakespeare, è un'idea che non si ritrova mediamente in teatro, ed è un'idea che nei vari Falstaff è stata valorizzata. Dico nei vari Falstaff perché forse non sappiamo, abbiamo coscienza, diciamo così chiara, che il Falstaff di Verdi non è il primo Falstaff. Questa commedia di Shakespeare aveva già ispirato altri, e io ve ne cito tre che mi sembrano di grande interesse. Il primo che vi cito è quello di un compositore italiano che si trovava a Vienna praticamente un secolo prima di Verdi. È un Falstaff molto precoce, diciamo, rispetto a Verdi. È il Falstaff di Antonio Salieri. Antonio Salieri, che era il maestro di cappella imperiale a Vienna, che non ha avvelenato Mozart, come vuole la leggenda da Pushkin in avanti, e Antonio Salieri si dedicava molto anche al teatro, e anche al teatro comico, non solo serio. Una delle sue opere buffe di maggior successo è appunto Falstaff o le tre burle, che Salieri preparò per Vienna, per il teatro di Vienna, nel 1799. Bene, nel pubblico delle tante rappresentazioni che ebbe quest'opera a Vienna c'era anche questo giovane compositore tedesco che faceva il pianista di mestiere
e che appunto faceva una di quelle cose, aveva una di quelle pratiche tipiche dei pianisti dell'epoca e anche dell'Ottocento, cioè quello di scrivere variazioni su un tema noto, no? E spesso questi temi erano temi operistici, che la gente si sentiva all'opera, gli piaceva e poi appunto lo strumentista ci ricamava sopra. E questo signore, si chiamava Ludwig van Beethoven, scrive una serie di variazioni su un duetto dal Falstaff di Salieri, che è proprio il duetto delle lettere, che si intitola La stessa, la stessissima, ed è il duetto in cui le due donne appunto si accorgono di aver ricevuto la lettera fotocopia da parte di Falstaff. Ho citato questa pagina perché è una pagina, non è uno dei grandi capolavori di Beethoven, voglio dire, però sicuramente è una pagina che voi recuperate tranquillamente su YouTube o Spotify, dove volete, potete ascoltarvela, è molto piacevole anche perché è già piacevole il tema di Salieri, appunto il tema del duetto, e questo ci come dire, mette sulla strada l'importanza di queste lettere. Un secondo Falstaff che vi cito volentieri è un Falstaff poco noto, anche poco noto anche perché ha un titolo che, come dire, non porta sulla strada giusta. Si intitola La gioventù di Enrico V. Questo Falstaff è un libretto di Felice Romani, che Felice Romani scrive per Saverio Mercadante per il Teatro alla Scala, e lo mette in scena il 26 novembre del 1834 alla Scala, quando in quei mesi c'era a Milano un altro giovane compositore in erba che stava studiando, e cioè Giuseppe Verdi, che appunto proprio in quei mesi in quegli anni stava studiando a Milano con Vincenzo Lavigna privatamente, il quale era il maestro al cembalo del Teatro alla Scala, e il quale lo aveva fortemente incoraggiato ad andarsi a vedere tutte le opere del teatro. Quindi è altamente probabile, anche se non abbiamo ovviamente delle prove, che Verdi si sia visto La gioventù di Enrico V in teatro alla Scala. Il terzo Falstaff che vi cito è un Falstaff che ha molto a che fare con Verdi, è il Falstaff più famoso, è il Falstaff del compositore tedesco Otto Nicolai, che si intitola appunto, come la commedia di Shakespeare, Le allegre comari di Windsor, di Lustige Weiber von Windsor. Perché c'entra con Verdi? Perché noi dobbiamo essere molto grati a Otto Nicolai, il quale aveva frequentato la Scala, aveva fatto lavori per la Scala, molto grati perché rinunciò al libretto del Nabucco, che gli venne proposto dalla direzione della Scala, lo trovò poco interessante, lo scambiò con un altro e lo cedette a Verdi. E come sapete fu dal Nabucco che veramente, a parte il primo successo, eccetera, ma fu dal Nabucco che decollò veramente la carriera di Verdi. Ma a me interessano in realtà due altre lettere, che non sono quelle della commedia. Sono due lettere che c'entrano col Falstaff, e la prima di queste lettere è una lettera di Arrigo Boito, cioè del librettista del Falstaff, una lettera che Arrigo Boito spedisce e invia a Verdi. Questa lettera è bellissima, è di grandissimo interesse, è un piccolo trattato, diciamo così, di drammaturgia, perché è una lettera che risponde a un dubbio di Verdi. Verdi a un certo punto, praticamente all'inizio della loro collaborazione, Falstaff inizia a nascere nell'89, è una gestazione abbastanza lunga, e viene completato nell'estate del 92. All'inizio della loro collaborazione Verdi ha dei dubbi sul terzo atto, lo trova un po' moscio, non gli piace, lo trova un po' debole. Allora Boito gli risponde prontamente, facendogli una specie di lezione di drammaturgia, spiegandogli che in realtà questo fatto di un terzo atto un po' debole è un fatto, diciamo, connaturato alla commedia. Lui che invece Verdi era abituato alle tragedie. Ascoltiamo l'argomentazione, che è interessante, vi prendo pochi minuti. Scrive Boito il 7 luglio dell'89. L'avvicinarsi della catastrofe in una tragedia, sia preveduta come nell'Otello o impreveduta come nell'Amleto, aumenta prodigiosamente l'interesse, poiché il suo fine è terribile. Così gli ultimi atti delle tragedie sono sempre più belli. Nella commedia, invece, quando il nodo sta per sciogliersi, l'interesse diminuisce sempre, perché il suo fine è lieto. Nella commedia c'è un punto in cui in platea si dice è finita,
e invece nella scena non è finita ancora. E però Boito difende questo terzo atto che ha scritto del Falstaff, dicendogli che in realtà c'è tanta roba e potremmo sfruttarla, dice Verdi. Dice, anzitutto bisogna trar partito più che possibile dell'ultima scena, la quale ha dei vantaggi. L'ambiente fantastico non mai stato toccato nel resto dell'opera può giovare, è una nota fresca, leggera, nuova. Poi possediamo 3 momenti comici assai buoni. Il monologo di Falstaff con le corna, l'interrogatorio, glielo faremo fare da Rodolfo e da Pistola, suon di legnate sulla pancia, di Falstaff disteso per terra, e ogni legnate confessa un peccato. Terzo, la benedizione dei 2 matrimoni in maschera con quel dispositivo antico della commedia che sono le nostre maschie, in cui appunto il dottor Caius si accorge di aver sposato un servo di Falstaff inavvertitamente. Quindi questa è molto interessante, questa lettera, perché ci spiega anche la dialettica tra i 2 autori e ci spiega anche la consapevolezza, la grande consapevolezza di Boito e anche la reattività molto accesa e molto puntuale di Verdi. E poi c'è una seconda lettera che vorrei mostrarvi, una lettera che nel programma di sala del Teatro alla Scala che ho curato ho pensato di riprodurre in anastatica, tanto è bella e interessante. Una lettera che non inedita per carità, ma che non si vede spesso. È una lettera inviata a Verdi come accompagnamento di uno spartito. Un giovane compositore tedesco nel gennaio del 95, quindi 2 anni nemmeno dopo il Falstaff, manda a Verdi un suo spartito, lo spartito della sua prima opera, come omaggio e naturalmente non dedicandogli lo spartito a stampa, diciamo, però offrendoglielo. Questo giovane compositore tedesco è Richard Strauss, che ha appena scritto la sua prima opera, Guntram. Strauss aveva già una sua, non era più giovanissimo nel 95, aveva già una sua fama dovuta ai grandi poemi sinfonici che aveva già scritto tutti. Adesso fa il passo verso l'opera, e ovviamente che passo è? È un passo wagneriano. Il Guntram è un'opera wagneriana, anche già dal titolo lo capite, no? E tuttavia infila in una busta lo spartito e lo manda a Verdi. Verdi ovviamente non aveva mai sentito parlare di Strauss, tant'è vero che chiede a ricordi, ma è quello dei valzer, no? Che ovviamente non era mai capitato. Ecco, e cosa scrive Strauss in questa lettera, che appunto non c'entra col Falstaff, nel senso la lettera accompagna l'invio del suo spartito, ma scrive queste cose. Le scrive in italiano, tra l'altro si sarà fatto evidentemente aiutare, quindi inizia illustrissimo signore, eccetera, eccetera, e poi dice: non trovando parole per esprimere la grande impressione che mi fece la straordinaria bellezza di Falstaff, e non potendo altrimenti significarle la mia gratitudine per questa ricreazione dell'intelletto. Allora questo è molto interessante perché ci dice come alle orecchie di un autore formatosi naturalmente sul canone tedesco, che non vuol dire solo Wagner, ma vuol dire soprattutto sinfonismo tedesco, eccetera, eccetera, Falstaff suonasse come una cosa di straordinaria bellezza, come dice lui, di straordinario interesse. Cioè non fosse, come dire, la solita opera italiana, che magari puoi anche apprezzare come frutto esotico, ma fosse qualcosa in cui lui trovasse qualcosa da cui imparare. E che non siano parole di circostanza, ce lo dice un fatto di 15 anni più tardi, quando Strauss avrebbe scritto il suo capolavoro comico, Il Cavaliere della Rosa, Der Rosenkavalier, in cui il personaggio maschile principale, insomma quello con la voce grave principale, il barone Ox, è di fatto tagliato sulla figura di Falstaff. E questo fatto è veramente di grande interesse, cioè il fatto che Verdi, e qua chiudiamo anche il discorso novità, è una specie di appendice del discorso novità, il fatto che Verdi con la sua ultima opera, che va in scena alla vigilia degli 80 anni, sia un modello, sia fonte di ispirazione per un autore non di una ma di 2 generazioni successive, perché Strauss era nato negli anni 60 e Verdi invece nel 1813. Bene, e passiamo alla quarta parola.
questa è la, scusate, ve l'avevo anche messa qua, ecco qua, la potete leggere, è nella seconda parte della pagina, la citazione. Ma io sto un po', metto così, va bene? Non vorrei, ok. Vedete questo italiano un po' impacciato, all'inizio assaissimo conoscente da propria esperienza, siccome molestano dedicazioni, oso pertanto la preghiera, Vostra Signoria, il vero maestro del dramma lirico italiano, voglia benignamente accettare in segno d'omaggio e ammirazione un esemplare di Guntram come mia prima prova di questo genere. Poi ci sono le parole che ho letto prima e questo, e poi va bene, accettare spartito, e sotto c'è la firma che qualcuno magari avrà già visto di Richard Strauss, e sotto c'è scritto Königler Kapellmeister, quindi maestro di cappella reale a Monaco di Baviera. Bene, ecco qua, la quarta parola è la parola lingua. E qua oso poco perché vedo davanti a me persone che di lingua se ne intendono assai. Allora, comincio con un'altra lettera. Questa volta è la lettera al contrario, una lettera che Verdi scrive a Boito. Verdi scrive a Boito sempre in quei giorni, nel 6 luglio 1889, cioè i giorni in cui sta nascendo il progetto del Falstaff. Caro Boito, benissimo, benissimo. Prima di leggere il vostro schizzo, ho voluto rileggere le Allegre Comari, le due parti dell'Enrico IV e l'Enrico V. E non posso che ripetere benissimo che non si poteva far meglio di quello che avete fatto voi. Allora, questa lettera è molto interessante, penso suoni interessante, ma in realtà per chi conosce Verdi stavolta è decisamente interessante, perché ci dice tante cose. Allora, la prima che ci dice, naturalmente, avete capito, Boito gli ha mandato quello che si chiamava una selva, uno schizzo, una sceneggiatura, non il libretto già finito ovviamente. Lui l'ha letto e poi cosa ha fatto? Si è andato a prendere le opere di Shakespeare da cui è tratto il Falstaff. Adesso ne parleremo un attimo. E questo ci dice una prima cosa, cioè il fatto che Verdi abbia un'attenzione straordinaria alle fonti. Cioè non è che Verdi riceva un libretto dal librettista, lo guarda, dice va bene, non va bene, no. Va a controllare, anche in questo caso, anche nell'89, quindi quando ha ormai 76 anni, va a controllare che tutto funzioni bene, che abbia fatto un buon lavoro. Questa attenzione alle fonti è ancora più scrupolosa quando c'è di mezzo quello che Verdi chiamava il papà Shakespeare, per il quale aveva una straordinaria devozione e rispetto al quale aveva un rispetto per il testo di Shakespeare straordinario, che mediamente non si aveva, che i librettisti non avevano. Il secondo tema interessante è il coinvolgimento di Verdi nei propri libretti, no? Quindi non è che appunto riceve il libretto, ma entra nel processo creativo. E fin qua sono cose che come dire, riguardano tutto Verdi dall'inizio praticamente. Ma qua c'è una terza indicazione importante, cioè un'inversione a U nel rapporto con i librettisti. Il rapporto di Verdi con i librettisti era un rapporto, come dire, al limite o oltre il limite del mobbing. Verdi li insultava, li trattava malissimo, gli scriveva delle cose terribili, perché a lui importava il risultato. Quindi come si sentisse il librettista nel ricevere i commenti di Verdi era irrilevante. Il povero Piave, per esempio, quando proprio scrisse un libretto da Shakespeare, dal Macbeth di Shakespeare, riceveva delle lettere terribili in cui Verdi continuava a dirgli poche parole, taglia, 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 hai capito, poche parole. E nella stessa lettera glielo ripeteva 10 volte, come se fosse scemo, insomma. Qui no, qui appena ricevuta la selva, Verdi dichiara immediatamente il suo entusiasmo. Allora dobbiamo escludere un'ipotesi, cioè che Verdi si sia rammollito, perché può essere che nel 47 fosse più vivace e nell'89 meno. In realtà non è così. Noi abbiamo un'altra lettera che io cito sempre le lettere di Verdi, noi abbiamo una grande fortuna, no, di avere un grande epistolario di Verdi. I compositori viventi oggi non so che cosa ci lasceranno, perché le mail saranno state tutte distrutte dai server e quindi non le avremo stampate per essere ecologici e quindi non studieremo più nulla, va bene così. Per fortuna invece di Verdi abbiamo un sacco di roba e probabilmente tantissima è andata perduta, però ne abbiamo comunque tanta. Per esempio
questa lettera che Verdi scrive a Giulio Ricordi durante le prove del Falstaff, quindi non nell'89 ma ormai nel 93, in cui dice, a un certo punto dice io verrò alle prove, questa volta dice alla Scala non sono mai riuscito ad avere delle buone prove, una buona prova generale, questa volta scrive sarò inesorabile, se c'è qualcosa che non va mi alzo, lascerò il teatro e tu dovrai ritirare la partitura. Ecco, quindi non si era rammollito, i suoi obiettivi erano esattamente gli stessi di sempre, cioè un lavoro perfetto, il più vicino possibile alla sua idea. Allora perché benissimo, scritto più volte e sottolineato a Boito? Perché Boito aveva effettivamente fatto un capolavoro, cioè un libretto veramente geniale. Io vi ho portato una reliquia, questa è la prima edizione del libretto, come la pubblicò Ricordi per il pubblico della Scala nel 93 e poi negli anni successivi. Perché è un libretto geniale? Allora, innanzitutto perché il compito era difficile, cioè il Falstaff non è un libretto con una fonte unica, non è che prendi l'Otello e diventa l'Otello di Verdi, o prendi il Macbeth o prendi un'altra roba, o prendi anche la fonte della Gioconda, perché anche Boito aveva scritto anche il libretto della Gioconda, e lo fai diventare la Gioconda. Il Falstaff deriva da, come avete letto, una pluralità di fonti, diverse tra l'altro, una commedia, le Allegre Comari, dei drammi storici, quelli su Enrico IV. Allora, innanzitutto Boito dovette fare quelle operazioni che vedete elencate lì. Primo, dedurre un'azione continua, un'azione che durasse appunto 3 atti o quello che poteva essere, da più drammi, più fonti. Secondo, scegliere i passi da citare, scegliere i passi da usare come materia di questo dramma. Non poteva usare tutto, perché Falstaff è un personaggio che non ha un dramma intitolato a sé, è un personaggio che circola in questi drammi, presente nei vari drammi. Quindi è un'operazione non semplice, anche come dislocarli nei vari atti, nelle varie situazioni. Una terza operazione molto interessante che doveva fare era quella di riformulare il testo. Perché, attenzione, quello che fa Boito, se andiamo a guardarci il testo inglese, non è soltanto di tradurlo in italiano, e lì va bene, ma lui proprio lo riformula in modo estremamente sottile. Per esempio, in quella tirata poco politica e corretta, quella tirata misogina di Ford nel secondo atto contro la moglie, che lui crede lo tradisca, lui a un certo punto dice: io piuttosto che lasciare mia moglie libera di disporre di se stessa, io preferirei fare delle cose proponibili, cioè preferirei dare tutta la mia birra a un tedesco, dare tutta la mia acquavita a un turco, che non potendola bere ovviamente la berrebbe subito, e dare tutto il mio cibo a un olandese affamato. Ecco, in Shakespeare non c'è né l'olandese né il turco né il tedesco, cioè questi tre sono definiti diversamente, ma Boito li riformula perché crede che per il pubblico italiano del 1893, diverso dal pubblico inglese del 1500 e rotti, perché erano drammi che Shakespeare aveva scritto tra il 1596 e il 1601 circa, quindi proprio 2 secoli prima esatti. Allora dicevo, no, 3 secoli prima, e Boito crede che occorra andare incontro al pubblico, anche con dei virtuosismi mica da ridere. Per esempio, quando c'è la faccenda che Ford arriva a casa sua, torna a casa sua, crede di trovare la moglie con Falstaff, in effetti è vero, però lui è nascosto, in realtà non lo trova, e allora la moglie tira fuori sto cesto del bucato che poi servirà a nascondere Falstaff e a buttarlo poi nel fiume, nel Tamigi. Allora lì c'è questo gioco di parole, adesso qua ho davanti anche degli anglisti, non vorrei dire, però questo gioco di parole che Shakespeare fa con la parola buck, che vuol dire bucato, ma vuol dire anche daino, quindi c'è il discorso delle corna, che Boito non può rendere in italiano, perché come fa? E allora usa questa espressione, mi lavi rea donna, che Ford ripete più volte, che vuole alludere proprio all'origine dell'espressione in Shakespeare. Quindi c'è una sottigliezza nella resa di questo testo, dalla fonte shakespeariana, straordinaria.
Un secondo compito, cioè un ulteriore compito, era quello di imprimere un ritmo drammatico, cioè di scrivere non solo un testo che funzionasse, ma che appunto avesse una sua capacità di propulsione lungo i 3 atti. Un ulteriore compito, e questo è tutto nuovo, è qualcosa che non può esistere nell'originale, è l'arma della parodia. Nello scrivere un'opera buffa, un'opera comica per il principe del melodramma, Verdi, Boito sfrutta sistematicamente un discorso di parodia del melodramma stesso. Cioè nel Falstaff, il Falstaff è pieno di situazioni melodrammatiche, ovviamente voltate in burla. Cominciando dalla primissima scena in cui vedete il dottor Caius che giura solennemente che si sarebbe ubriacato di nuovo in osteria soltanto quando sarebbe stato circondato da gente devota e pia. Allora questo giuramento ridicolo Verdi lo carica, ovviamente come dire, sollecitato da Boito, lo carica di tutto quell'armamentario tipico dei suoi grandi giuramenti, dalla battaglia di Legnano alla Ida all'Ernani, no? Quindi c'è tutta questa enfasi retorica che ovviamente si sgonfia pensando a cosa sta facendo il personaggio, che sta pensando all'osteria. Il caso in realtà più evidente di parodia è quello che citava Boito stesso nella lettera sul terzo atto, cioè quello della punizione di Falstaff, dove la punizione di Falstaff che con le corna sul capo, come gli è stato detto di vestirsi, viene circondato e atterrato da tutti questi cittadini del villaggio di Windsor, i quali lo invitano a pentirsi dei propri peccati. Questa è un'evidentissima parodia di una ritualità cattolica, della Chiesa cattolica, molto scoperta, in cui appunto domine fa rima con una domine, no? Quando loro lo invitano al pentimento e lui dice sì, beh, però salvatemi, salvaguardatemi la domine. Ecco, c'è tutta questa serie di elementi linguistici sottilissimi e di un discorso vivace, frizzante, che questo aspetto ovviamente mancava totalmente almeno in questa forma, nell'originale. E poi che italiano è? Beh, è un italiano estremamente ricercato, quello di Boito. È un italiano che va quasi, come dire, letto col dizionario, col vocabolario, cioè è un italiano in cui Boito, appunto, come dire, seguendo il proprio orientamento estetico, scrive un libretto raffinatissimo, molto lontano da quella che era la norma della librettistica italiana ottocentesca. È un italiano letterato. È un italiano in cui i riferimenti a Boccaccio, i riferimenti a Dante sono numerosissimi, sono stati scritti anche degli articoli interi sull'argomento. È un italiano quindi che naturalmente il pubblico medio, il pubblico, come dire, il grande pubblico fa fatica a cogliere, ma che innerva e dà naturalmente una certa sostanza estetica alle situazioni. Addirittura c'è un sonetto. Ecco, l'introduzione della forma poetica italiana, come dire, illustre del sonetto in un libretto d'opera è qualcosa di assolutamente anomalo, che non avviene di solito e che poneva anche dei problemi a Verdi di intonazione. E appunto, dicevo, l'ombra di Dante in qualche modo spunta qua e là, per esempio appunto proprio nel sonetto stesso, no? Quando a un certo punto si dice così baciai la disiata bocca, naturalmente è una specie di calco quasi diretto da Inferno 5, no? Quando leggemmo il disiato riso e poi la bocca mi baciò tutto tremante. Chiudo il discorso linguistico su cui mi sono un po' dilungato, ma per me è importante su questo aspetto, che Falstaff è un retore consumato lui stesso. Falstaff non è un uomo di cultura, certo sa scrivere, ha scritto le 2 lettere certamente, no? È un cavaliere, però non è un letterato, eppure è stato notato che Falstaff, come dire, parla in modo diverso, si esprime in modo diverso a seconda dell'interlocutore a cui si sta rapportando. Quindi c'è una sottigliezza linguistica non, come dire, banale per la media della librettistica italiana. E andiamo alla quinta
alla quinta parola, che è la parola forse più importante, una parola, come dire, che mi sono un po' inventato, se volete, ma che adesso cercherò di spiegarvi. Perché ho speso tutte queste parole, appunto, per discutere della lingua del libretto, della lingua del Falstaff? Perché la lingua del Falstaff è nel Falstaff, appunto, più importante che negli altri libretti di Verdi. È mediamente molto più importante. Verdi aveva sempre tenuto in grande considerazione la parola, tutti i musicisti a dire il vero, però Verdi in particolare c'era molto legato, era molto attento. Qui però l'importanza della parola è ancora maggiore. Perché? Questo dipende dalla madre di tutte le novità, quella che vi annunciavo prima, che è proprio questa, cioè la novità nella scrittura musicale. Verdi sceglie di mettere in musica il Falstaff in un modo inaudito, con una scrittura musicale inaudita, imprevedibile. Il Falstaff, infatti, non è scritto a numeri chiusi. L'opera italiana, da che mondo è mondo, è sempre stata scritta a numeri chiusi, cioè le arie, romanze, i duetti, i concertati. Allora, di tutto questo, cioè della grande tradizione italiana, qui c'è cosa? C'è l'ombra, diciamo, ci sono i residui, ci sono gli assoli, però non sono arie, nessuno può essere considerata veramente un'aria. C'è il grande assolo di Falstaff nel primo atto, l'onore, l'adri, ma naturalmente non è un'aria. C'è, ecco, la cosa che più si avvicina all'aria è quella cosa in miniatura, proprio pochi secondi, quando è l'opaggio del duca di Norfolk che canta Falstaff, dove si mise d'accordo con Boito, che gli spiegò che in realtà in inglese nessuna parola finisce con l'accento in fondo, ma Verdi disse, beh, in fondo mi è anche venuta bene, ecco, poi veramente era l'unica aria che aveva fatto, quindi lasciamola così, infatti va bene così, funziona, diventa Norfolk. Bene, i duetti ci sono anche, volendo, ci sono i due grandi duetti del secondo atto, quello con Quigley e quello con Ford, però anche lì non sono il classico duetto della tradizione italiana. Ci sarebbero pure i concertati. Verdi andava pazzo per i concertati. Verdi aveva, come dire, tirato scemo Boito nell'Otello perché voleva un concertato a tutti i costi per il terzo atto. E qui i concertati ce n'è uno per atto, tra l'altro, come dire, confezionati con intelligenza al solito da Boito, che innanzitutto i personaggi sono tantissimi, sono 10 solisti, che è un numero assurdo. Bene, Boito scrive 2 nonetti, cioè 2 concertati con 9 personaggi nel primo e nel secondo atto, in uno manca Falstaff, nell'altro manca Alice, e scrive un decimino, quindi tutti e 10 per il terzo atto. Quindi i concertati ci sono, ma ancora una volta il criterio di costruzione dell'opera non è quello tradizionale dell'opera italiana. E allora come è costruita quest'opera? Come è scritta proprio la musica, intendo? Beh, la musica del Falstaff è scritta a mosaico, userei questa metafora, cioè è scritta, la partitura del Falstaff è scritta in tante piccole tessere di pochi secondi ciascuna, che hanno la funzione di commentare, introdurre eventualmente, commentare o amplificare il testo che stanno intonando. Il testo che il cantante sta cantando in quel momento sulla scena viene puntualmente come un'ombra anticipato, seguito, commentato dalla musica di Verdi, che come capite quindi è una musica continuamente cangiante. Non c'è la bella melodia della donna immobile, no? che ti segue, ti va avanti per 5 minuti o comunque insomma, per il tempo di tutta la... No, sono elementi tematici che scompaiono nell'arco di pochi secondi per lasciare il posto a uno successivo. Questa scrittura originalissima, nuovissima, che lascerà tracce, per esempio in Puccini, ma insomma, questa scrittura è qualcosa di veramente innovativo. E tant'è vero che un commentatore tedesco, che fu alla prima, dichiarò il Falstaff come un modello di nuova opera comica moderna, insomma. Allora, questa scrittura si basa su cosa? Si basa sulla importanza dell'orchestra.
l'orchestra assume un'importanza nuova. L'orchestra aveva sempre avuto importanza per Verdi, ma questa importanza è andata crescendo negli anni. L'orchestra era molto importante ormai nel Don Carlo, nella Aida, no? Ma adesso è un altro discorso. L'orchestra, tra l'altro, spesso rarefatta, spesso un'orchestra di pochi strumenti che vengono sostituiti da altri pochi nel giro di pochi secondi. Non sono tantissimi i momenti nel Falstaff in cui esplode l'orchestra, in cui chiassosi, veramente chiassosi. Dove serve? E pensate che l'arpa di fatto entra in gioco al terzo atto, di fatto. Quindi voglio dire, c'è una intelligenza nell'utilizzo dell'orchestra straordinaria, a commentare, a illustrare come se fosse pittura sonora dei momenti, no? E Falstaff s'assottiglia, allora lì come dire, gli strumenti diventano pochissimi di un certo tipo, oppure come l'aria che vola e senti questo come dire, decollo dei flauti. Ecco, tutto questo è un'attenzione costante che valorizza il testo di Boito e ci fa capire come non ci sia la grande campata dell'aria, della melodia, ma come ci sia un'attenzione comica a un procedimento appunto che non va per grandi valori, per cose che Verdi aveva cantato per tutta la vita, ma che segue in modo estremamente puntuale il testo della commedia man mano che si sta sviluppando. E allora questo mi porta a fare due osservazioni. La prima è questa, che Verdi, come un mosaicista, come un artista del mosaico, sì che lavora così, però poi il mosaico lo devi vedere da lontano, no? E quindi quello che raccontata così sembrerebbe una cosa che distrae, no? In realtà da lontano è questo flusso bellissimo di azione crepitante che continua a evolvere in base al testo che viene recitato. La seconda considerazione è questa, appunto, che vista l'importanza dell'orchestra che abbiamo detto, viene spontanea una domanda: ma non saremmo mica dalle parti di Wagner? E allora la risposta è sì e no. La risposta è sì, perché evidentemente Verdi con quest'opera sta facendo un'operazione, sta rispondendo a un fenomeno culturale molto importante che ormai nel 93 aveva preso piede da 30 anni e che era la pressione molto forte della cultura musicale tedesca sull'Italia. Una pressione, come dire, che si esplicitava per esempio nella fondazione della Società del Quartetto, già 30 anni prima, da Boito e da altri, e nella diffusione non solo di Wagner, ma del grande repertorio sinfonico, strumentale d'Oltralpe, da Haydn a Mozart, a Beethoven, a Schumann, a Mendelssohn, eccetera. Di questo Verdi era francamente irritato. Lui pensava che era una sorta di aggressione culturale e credeva che andasse respinto. Allora col Falstaff lui sta dimostrando la possibilità di scrivere un'opera italiana, quindi un'opera basata sul canto, ma con le stesse armi del nemico, diciamo così. Cioè sfruttando il sinfonismo, sfruttando la scrittura sinfonica, sfruttando l'orchestra, come prima non era mai avvenuto. E perché non siamo però dalle parti di Wagner? Perché Verdi nel fare questo, rimane schiettamente italiano. Il baricentro resta il canto, resta il palcoscenico, restano le voci. Mentre in Wagner tutto il grande sistema dei leitmotiv, certo che ci sono dei motivi anche in Verdi, motivi ricorrenti, reverenza, dalle 2 alle 3, povera donna, ma sono dei lampi, delle memorie, mentre il sistema leitmotiv wagneriano ribaltava tutto, cioè spostava il baricentro nell'orchestra. È l'orchestra che guida e i cantanti, diciamo così, accompagnano. Quella era l'idea fondamentale di Wagner, la melodia infinita dell'orchestra, che non è sicuramente quello che intendeva Verdi. Io ho un'ultima parola, avrei anche un piccolo ascolto, ce la facciamo? Oh, benissimo. Allora vi ho portato 2 minuscoli ascolti, uno dal primo atto, no scusate, entrambi dal terzo atto. Uno è un pezzetto del monologo di Falstaff che è ripescato dal Tamigi e sta commentando, come dire, questa sua situazione. Notate per favore come, appunto, come vi ho suggerito, come ho proposto, la parola di Falstaff
sia puntualmente seguita e commentata o introdotta dalla musica. Grazie. Io invidio sempre, lo dico sempre, gli amici letterati che non hanno bisogno di questi supporti, perché sono supporti sempre insidiosi. No, no, è vero, eh? Per quanto tutto funzioni, vi leggo il testo intanto. No, certo, la prova va sempre bene, è così, Ma sì, hai sì. capito anche questi, cioè lui, questione che sposta l'audio poi alle slide lo devo rispostare io a mano. Certo. Sono sicuro adesso che Benissimo. vediamo, sicurezza. Forse, il volume del Intanto vi leggo il testo che dice: va vecchio John, va per la tua via, cammina finché tu muoia, allora scomparirà la vera virilità dal mondo. Che giornataccia nera, ma aiuti il cielo, impinguo troppo. Ecco anche il concetto di impinguo, vedrete che c'è una traduzione musicale, ho dei peli grici. E poi c'è questo momento bellissimo in cui si fa da del vino, lui ha bevuto un po' d'acqua, no? Nel Tamigi, e dice versiamo un po' di vino nell'acqua del Tamigi. E questo c'è l'acqua che viene imitata, il vino che scende, e poi la sensazione, come dire, di benessere, dice buono, ber del vin dolce, sbottonarsi al sole, dolce cosa, eccetera, eccetera. ci siamo. Va per la tua via, cammina finché tu muoia, allora scomparirà la vera finita del mondo. Di giornataccia nera, aiuti il cielo, impingo troppo. Dei peli versiamo un po' di vino nell'acqua del Tamigi. Il buon vino serve E adesso spiega il meccanismo dell'ubriacatura. Momento l'occhio e le pensiere, dal labbro sale al cervello, e quindi risveglia il picciol fabbro dei trilli, un negro grillo che diventa un brillo.
Strillo di fibra in cuore, l'allegro etere, al trillo guizza, e il giocondo globo, fibra densa brillante, e le trilla in Ecco, grazie, basta così. Ecco, anche questo, come dire, evita i tempi morti, no? Sta ancora chiudendo, non ha ancora chiuso e tac, arriva dentro un'altra. Il secondo e ultimo ascolto che vi propongo è appunto il momento, la scena del pentimento, no? In cui il povero Falstaff viene costretto a pentirsi delle sue colpe. Prego. E chiudiamo allora con la sesta parola. Sì, certo. Grazie. Ecco qua. La sesta parola è la parola leggerezza, la parola necessaria alla chiusa sul Falstaff. E chiamo in causa per cominciare le lezioni americane di Italo Calvino. La prima delle sue lezioni, quella che ha per tema la leggerezza, perché nelle parole che Calvino impiega sembra adombrarsi proprio un riferimento al Falstaff, quando parla del linguaggio come elemento senza peso, che aleggia sopra le cose come una nube, o meglio un pulviscolo leggero. Questa è la sensazione che dà il Falstaff, è la cifra con cui Verdi ha deciso di terminare il suo catalogo, perché come dicevamo era sicuramente una scelta consapevole questa di Verdi. E noi finiamo con un'ennesima lettera, un'altra lettera di Boito a Verdi, una lettera benedetta che Boito scrive a Verdi in un momento molto difficile, in cui a Verdi sembrava di non potercela francamente fare, cioè gli sembrava che fosse un impegno eccessivo ormai portare a termine un'opera intera. E Boito gli scrive questa lettera importante, grazie alla quale appunto Verdi ci ripensa, e gli dice così: lei ha una gran voglia di lavorare, questa è una prova indubbia di salute e potenza. Le Ave Maria, perché Verdi stava scrivendo dei piccoli pezzi sacri, no? Le Ave Maria non le bastano, ci vuole dell'altro.
Lei ha desiderato tutta la vita un bel tema d'opera comica. Questo è un indizio che la vena dell'arte nobilmente gaia esiste virtualmente nel suo cervello e l'istinto è buon consigliere. Poi gli avevano detto, sarà venuto in mente anche lui, ho finito così bene con l'Otello, perché devo andarmi a impegolare in una cosa che magari va bene, magari va male. E Boito gli scrive, c'è un modo solo di finir meglio che con l'Otello, ed è quello di finire vittoriosamente col Falstaff. Dopo aver fatto risuonare tutte le grida e i lamenti del cuore umano, finire con uno scoppio immenso di ilarità, c'è da far strabiliare. 80 anni fa Massimo Bontempelli ha sintetizzato così il senso del Falstaff. Quell'altro, il coetaneo, il creduto rivale, cioè Wagner, aveva chiuso con Parsifal la sua favola energica, aggrappandosi al calice del Graal in mezzo a una tristezza di disfacimento. In Falstaff l'uomo verdiano si è messo a ballare coi bambini. Scampata tanti incendi e uragani, la sua lunga avventura approda a una favola boschereccia al lume delle stelle. Per concludere, Verdi, che aveva vissuto per tutta la vita da Verdi, cioè nel segno tragico del melodramma, decise di chiudere da Mozart, cioè con quell'analogo moderno e meraviglioso delle Nozze di Figaro, che è appunto il Falstaff. Vi ringrazio. Allora, che dire? Grazie. Grazie a voi. Ci sono degli interventi, delle domande, delle curiosità? Beh, troppo denso. Una piccolissima cosa perché è veramente stato bellissimo. Ma no, io pensavo a quello che va succedendo negli anni, fine secolo, insomma, 93, in letteratura, no? Dove c'è da una parte l'accrescimento della ricerca della verità, insomma, i conflitti sociali, insomma, siamo vicini anche a fatti clamorosi che sono poi la denuncia del fallimento del risorgimento, cioè quello che si è vissuto, e poi invece abbiamo un'Italietta con gli scandali, e molti scrittori sono... E dicevo, ma Verdi, che ha pure interpretato i momenti, e tu l'hai fatto vedere in più di una tua lezione, e mi colpisce proprio questo fatto in cui lui voglia, come dire, a un certo punto sparigliare tutto, no? Cioè, e finire con una risata, certo una risata molto complicata perché c'è dentro tutto lui, che però alla fine ha anche la forza straordinaria, come dire, di prendersi in giro. Cioè, a me pare di dire in fondo sì, sono stato un grande, ma poi tutto vola, no? Vola via. È una soluzione che io trovo veramente notevole, anche pensando a ciò che sta succedendo. Certo, c'è Pirandello che sta crescendo, c'è tutta una revisione della letteratura, della cultura, eccetera. Ma insomma, però si avvicinano anche delle nubi molto nere, no? Che sono e Verdi mi sembra, come dire, favolare gli stracci, ecco, in maniera sì ironica, ma anche in maniera molto profonda, perché tu ci hai mostrato come c'è tutto Verdi dentro lì, e con questa straordinaria, genialissima, cioè, io trovo straordinario proprio paragonando a ciò che succede fuori, ecco. Assolutamente. Io mi viene in mente di citare due circostanze. La prima è proprio il finale del Falstaff. Noi siamo arrivati quasi alla fine, ma poi lui sceglie di chiudere l'opera con una fuga, cioè i cantanti cantano una fuga
tutto nel mondo è burla, che appunto contraddice come significato il testo, perché tutto è un gioco nel mondo, la fuga in realtà è la cosa più seria, no? È la forma musicale, come dire, legata agli istituti più antichi della musica da chiesa, insomma, a un certo rigore, e legata in Verdi, che già in realtà una fuga l'aveva usata nella revisione del Macbeth nel 65 a Parigi, legata proprio alla sua memoria di formazione, perché lui ricorda, proprio lo scrive, ricorda come Lavinia gli facesse fare tutte queste fughe, tutte queste cose, che è proprio l'unico modo, la didattica standard, diciamo così, no? E allora lui decide, nello spirito che dicevi ora, cioè di questa ironia, di questa grande messa in discussione di tutto, decide di chiudere con una fuga. E l'altra cosa, che è un aspetto invece personale, un aspetto diciamo non artistico, riguarda proprio l'avvio della vita del Falstaff. Cioè il Falstaff va in scena, dicevamo, a Milano il 9 di febbraio del 93, poi viene portato a Genova, questo volevo dirlo, mi faceva piacere dirlo, poi non l'ho ancora accennato, cioè la seconda città che ha visto il Falstaff è stata Genova, dove è venuto con tutti i complessi di Milano, della Scala, e proprio poche settimane dopo, ecco. E subito dopo è andato a Roma. È andato a Roma, dove a Roma fu un evento molto importante, molto solenne, cioè il re, la regina, i ministri, quant'altro, no? E a un certo punto Verdi legge da qualche parte che il ministro, non so se dell'istruzione, credo di sì, o comunque che c'era l'intento di farlo marchese, non so se lo sapevate. E allora lui prende subito la penna, scrive al ministro, lo ringrazia e gli dice: più contento se nomina non avviene. E infatti la nomina non avvenne, ecco. Questo ti dà l'idea, direi che oggi non lo farebbe nessuno, credo, no? Ecco, questo dà l'idea di quello spirito che dicevi, e Verdi era profondamente deluso dall'Italia, dai governi post-unitari, evidentemente. Quindi, anche se era stato nel tempo prima deputato, poi senatore, come sapete, però ecco, il mondo dell'arte, diciamo, non era un recinto per lui, perché poi faceva tanta attività sociale, come sappiamo, è estremamente generoso e filantropo, però ecco, la politica italiana dell'epoca non era sicuramente nelle sue corde, ecco. Ma si può dire che arrivato a questo momento della sua vita egli si senta libero? Più libero? Cioè, e l'altra domanda che volevo fare è questa. Parlando di Wagner, è una scelta totalmente consapevole quella di Verdi di, come dire, entrare in messaggi musicali wagneriani e nello stesso tempo però riaffermare, scusi il termine un po' rozzo, la sua italianità. Sì, io credo di sì. Hanno studiato un po' questo argomento negli ultimi decenni e devo dire che sembrerebbe, lui ha proprio questa, anche quando molti anni prima, 20 anni prima, scrive un quartetto d'archi, che è una forma che non è che in Italia non avesse mai scritti nessuno, ci mancherebbe altro, però è una forma, diciamo, proprio, tra virgolette, identitaria, diciamo, del mondo musicale tedesco, tra virgolette, cioè in senso lato. Anche lì lui lo fa proprio con questo intento. E infatti una delle sue, come dire, una delle cose che esplicita rispetto al quartetto, che lui scrive senza nessuna commissione, già nessuno gli ha chiesto, lo scrive così perché ha deciso di scriverlo, ma cioè, le sue, come dire, commenti rispetto al quartetto sono, come dire, la sua soddisfazione di averlo sentito eseguire in Germania, a Colonia, e lui scrive questa cosa e aggiunge il quartetto che in Italia tutti mi contestano, no? Cioè che in Italia lo tratta, il mio quartetto lo trattano con tanta supponenza e invece lì me lo eseguono, ecco. E c'è quindi questa consapevolezza. D'altra parte eravamo, per tornare anche ai discorsi di Quinto, eravamo in una frangente culturale in cui c'era una forte pressione culturale tedesca, anche come alleanze politiche dei governi italiani, esatto,
Quindi sì, quindi c'era una forte competizione, una forte e lui naturalmente veniva da un altro mondo, perché dobbiamo pensare che era nato, cioè lui aveva iniziato la carriera quando l'Italia non era unita, e diciamo che metà della carriera di Verdi avviene prima dell'unità, cioè quasi tutte le opere che vi possono venire in mente lui le ha scritte prima dell'unità, quindi veramente il mondo era cambiato molto. Ci sono altre domande? Bene, allora a questo punto non posso che ringraziarla ancora, davvero tanto. Grazie a voi, è stato un piacere. E dire che giovedì prossimo ci sarà una conferenza di Maria Antonietta Falchi, che il titolo è Teologia e politica nell'Europa del Cinquecento, Martin Bucer 1491-1551, quindi andiamo molto indietro. Grazie ancora e arrivederci.